Serve dialogo tra il mondo imprenditoriale e il governo. I problemi aperti sono tanti: la fiscalità, l'accesso al credito, il valore del ruolo sociale dell'imprenditore e la necessità del suo intervento nei processi di cambiamento. Questi i temi più urgenti da affrontare secondo le imprese di Apindustria Venezia, riunite in Assemblea Generale lo scorso 22 giugno. All'evento hanno partecipato, oltre alle imprese associate, anche i vertici di Apindustria Venezia e Confapi Veneto, gli enti e le istituzioni locali. Dopo la relazione del presidente di Apindustria Venezia, Ivan Palasgo, si è aperta la tavola rotonda dal titolo Le traiettorie per lo sviluppo economico del territorio, alla quale sono intervenuti anche il presidente nazionale di Confapi, Maurizio Casasco, e il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin. Il confronto è stato moderato dal giornalista Luigi Baccialli. Oggi Apindustria è chiamata ad un compito assolutamente importante, di fondamentale importanza per lo sviluppo e per le traiettorie economiche della nostra regione. Quello cioè di compattare l'imprenditoria veneta attorno a una propria specifica identità. Basta subalternità con grosse organizzazioni, organismi, enti sovranazionali, globali, ma un ritorno al lavoro nel territorio e per il territorio. 20 miliardi di residuo fiscale che lasciamo a Roma ogni anno sono una cifra assolutamente insostenibile per un territorio, quello veneto, che non è che stenta a uscire dalla crisi, è ancora in profonda crisi, fatto salvo qualche nicchia di eccellenza, come è normale che sia, mi riferisco alla nicchia del lusso, al food, ma poi per il resto è crisi ancora dura, che ne dicano gli organismi governativi, soprattutto perché c'è una straordinaria carenza di liquidità, non ci sono soldi che circolano, e se non circolano soldi le imprese non possono scambiarsi beni, servizi, e i cittadini non possono soddisfare i loro bisogni. Ecco, l'appello quindi è all'autorità, alla politica, qual è il primo provvedimento che bisognerebbe fare? Alla politica siamo stufi di fare appelli, non credo che ne faremo più di tanti, semplicemente perché la politica non è in grado di capire i nostri appelli. Bisogna che la politica scenda dai loro piedistalli, esca dalle loro stanze che puzzano di burocrazia e di muffa, e vengano in mezzo a noi a capire quali sono i nostri bisogni. Noi alla politica non chiediamo più nulla, noi alla politica ordiniamo, imponiamo di assumere, se vogliono essere ancora credibili, una certa linea. Questa linea è quella di un rinnovamento totale e completo del modo di concepire l'economia, non più speculazioni finanziarie, ma lavoro dell'uomo per l'uomo. Devo dire che il presidente Palasgo è stato straordinario, con una analisi cruda, vera, efficace e devo dire anche coraggiosa. Un'analisi che ha permesso di identificare senza sconti a nessuno quella che è la possibilità da parte della piccola e media industria di far sentire la propria voce attraverso una responsabilità sociale che gli imprenditori devono prendere. La politica ha il dovere di ascoltare l'impresa, se non l'ascolta l'impresa ha il dovere di impegnarsi in quello che è la difesa non solo dei propri interessi, ma la difesa soprattutto di un'economia che è nazionale e partendo da quella ovviamente regionale. E la capacità e la competenza degli industriali, in particolar modo quelli veneti, sono l'espressione più forte e vincente di un riscatto che può avvenire solo attraverso di conoscere i problemi. Non è finito il tempo delle parole, è finito il tempo dei voucher, è finito il tempo dei bonus, ma è il tempo delle cose reali, come questa terra e come la piccola e media industria italiana, in particolar modo veneta, conosce, affinché non abbiamo un paese soffocato sostanzialmente da pochi, dalla finanza, da sistemi politici che pensano solamente a se stessi e non pensano a uno sviluppo che non può passare dallo 0,01, ma passa da un debito pubblico impressionante, da un'obbligatorietà quindi di tagliare la spesa pubblica per abbassare le tasse, per far partire l'impresa da chi di fatto ogni giorno si impegna e rischia sulla propria casa, sul proprio bene, ma soprattutto per il futuro dei propri figli e quindi per il futuro dei propri territori. Beh, una giornata importante e interessante con Apindustria. Ovviamente i temi sono sempre quelli conosciuti delle difficoltà oggettive che oggi la piccola e media impresa ha, e nei temi ovviamente legati all'occupazione, al costo del lavoro, alla burocrazia, alla
stessa pressione fiscale, ma nella logica è emersa una condivisione che è quella di far squadra, di far rete, politica che sappia ascoltare da una parte e sappia mettere in campo le giuste osservazioni, i giusti emendamenti poi nei processi di bilancio sia nazionale che regionale, ma anche dall'altra parte una lobby territoriale che ci porti verso il 22 di ottobre, per esempio una data importante, quella dell'autonomia del Veneto, dove si chieda con forza quello che è già nostro, di fatto una regione Veneto che ha un residuo fiscale di 18 miliardi di euro, pensate cosa potrebbe fare nei temi legati al mondo delle partite IVA, al mondo dell'economia, e quindi assolutamente dei crediti d'imposta piuttosto che degli aiuti infrastrutturali, o anche solo per esempio il lancio dei famosi investimenti che oggi sono bloccati da una serie di balzelli statali, uno per tutti quello del pareggio di bilancio, per non dire il fiscal compact, e tutti quei paletti che ci vengono messi di traverso. Quindi è fondamentale partecipare a questi incontri, è fondamentale sapere ascoltare, ma poi è fondamentale che l'impresa sappia fare squadra con la politica per avere un vero trade union dove non vincono le casacche politiche ma vince un territorio. In platea presenti anche il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale Pino Musolino, il presidente di Fondo Dirigenti PMI Pietro Masoero, i delegati sindacali di Film Cisle e UGL e i rappresentanti dei comuni di Venezia. Cioè si è discusso di imprenditori, di intervento anche nella politica, di smovimento di questa crisi. Il futuro? Beh, sicuramente oggi rispetto dal 2008 al 2016 dovrebbe, uso il condizionale, essere un futuro leggermente migliore. Ovviamente noi siamo ancora sotto pressione come Stato e come industria, perché abbiamo ancora vari legami e legacciuoli che frenano la nostra crescita. Oggi è stato detto molto chiaramente, purtroppo se non incentiviamo lo sviluppo delle imprese attraverso una defiscalizzazione del costo del lavoro, noi soffriremo più di altri, anche perché siamo dimensionalmente molto più piccoli. Oggi si diceva la stragrande maggioranza delle nostre imprese, il 92%, sono piccole e medie imprese, ed è assolutamente vero, ma sono piccole e medie imprese che hanno un fatturato sotto i 10 milioni di euro, e questo significa comunque essere non competitivi in un mercato globale. Oggi quello che ha detto sia il mio presidente provinciale sia quello che ha detto il presidente nazionale, dobbiamo far voce verso il governo perché questo si attui in maniera molto veloce, per cui dicevo costo del lavoro, defiscalizzazione, incentivazione all'occupazione, perché solo questo ci permette di correre degnamente assieme alle altre nazioni che oggi hanno accelerato rispetto a noi, perché noi ci lodiamo di essere cresciuti del 0,1%, ma ricordo che Francia, Germania e Inghilterra, anche se l'Inghilterra è uscita, ma dico io non era mai entrata fino in fondo, viaggiano a oltre 3,5 punti percentuali di crescita interna del loro prodotto. Oggi ci vedono fanalino in coda, credo che le capacità le abbiamo tutte. Dipende dalla volontà della politica. Io credo che la politica oggi, se vuole fare veramente un salto di qualità, debba dimostrare attenzione alle PMI, che lo meritano e possono essere ossatura portante per la ricrescita veloce del nostro territorio, della nostra nazione, come credo meritiamo.